L'agguato alle spalle mentre stavano tornando a casa. Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da due donne questa notte in via Trieste a Padova, molestate da uno straniero. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia, si tratta di un 27enne afghano. Tutto inizia a tarda notte, la vittima, una 32enne di origine brasiliana, sta passeggiando a piedi con un'amica, una 37enne veneziana. Uno sconosciuto le avvicina, le importuna, chiede alla veneziana un rapporto sessuale. Al rifiuto di quest'ultima si avventa sulla 32enne brasiliana, le palpa il seno, le tocca le parti intime. La giovane si dimena, cerca di scappare, ma l'aggressore la raggiunge e le afferra il collo, minacciandola di morte con una bottiglia rotta se non avesse acconsentito le sue avance. Fortunatamente le urla di aiuto delle due donne sono state udite dal fidanzato della 32enne brasiliana, che abita proprio sopra il luogo dell'aggressione. È accorso in suo aiuto, rimanendo ferito alla mano dal coccio della bottiglia brandito dallo straniero, che però si è dato alla fuga. Grazie alla descrizione delle vittime e del fidanzato ferito, i poliziotti hanno perlustrato tutta la zona limitrofa via Trieste, riuscendo a fermare in piazza De Gasperi lo straniero molestatore. Si tratta di un 27enne afghano che è stato arrestato per violenza sessuale e denunciato per lesioni personali.